Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, bentrovati. Il campione europeo Alexei Serana con il bianco affronta il suo avversario, un grande maestro turco di nome Burak Firat, con 2470 punti. Vediamo un po' com'è andata questa partita. Siamo durante i primi turni, quindi chiaramente tutti i giocatori che sono più quotati, il bianco ricordo che ha 2670 punti, cercano di ottenere il punto intero contro tutti i loro avversari. D4 per il bianco, cavallo F6, dunque pedone C4, G6 e cavallo C3. Dopo alfiere G7 e 4 siamo nel pieno della posizione principale di un'apertura, l'apertura est-indiana, dove, come avete visto, con facilità il bianco è stato in grado di controllare il centro e quindi il nero deve cercare di dire la sua, di creare qualche attività proprio lì contro il forte centro bianco. Tendenzialmente i modi per creare qualche rottura centrale sono due: la spinta in E5 oppure la spinta in C5. Vediamo un po' cosa ha deciso di giocare il nero in questa partita. Alfiere 2 per il bianco, una scelta molto bella ed è una scelta anche molto creativa, perché ci sono tante linee e tante possibilità di proseguire in questa posizione. A volte il bianco potrebbe decidere di giocare F3, cercando quindi di spingere i pedoni laterali con G e H che vanno in avanti, oppure giocare alfiere 2 con l'idea futura di spingere il pedone H. Non sappiamo bene come andrà, e chiaramente una mossa come alfiere 2, che in tante varianti andrà bene, potrebbe anche avere l'idea di giocare cavallo F3 per rientrare in linee principali. Arrocco corto, alfiere 3, e qui capiamo già lo stile del bianco. Il bianco sta ritardando l'arrocco corto e sta cercando di impostare uno schema in cui rapidamente attaccherà il nero. Il nero a questo punto già sa che chi si trova di fronte, capisce subito che stile di gioco abbia l'avversario, perché con alfiere 2 vuole lanciare e spingere il pedone H in avanti e con alfiere 3 vuole togliere l'alfiere di fianchetto. E allora C5, la tipica reazione centrale, è la mossa giocata, e dopo D5 arriva pedone 6. Cavallo F3 giocata in partita, pedone per D5, pedone per D5. Qualcuno forse avrà riconosciuto questa struttura pedonale, che non fa più parte dell'apertura est-indiana, ma richiama un'altra apertura, che è quella della difesa Benoni. Il pedone D6 è tipico appunto nell'apertura Benoni, un pedone D6 che non può più essere difeso da altri pedoni e che potrebbe essere soggetto a dei possibili attacchi, ad esempio con queste manovre. Quindi il nero deve cercare di giustificare quel pedone D6 in qualche modo. La mossa giocata in partita è molto bella e anche molto creativa da parte del nero, che è stata questa B5, che vuole rallentare il controgioco avversario, vuole rallentare il fatto che il bianco voglia impostare un gioco con facilità contro questo pedone arretrato, giocando una mossa creativa. Il pedone B5, qualcuno dirà: beh, io te lo mangio, che grande mossa possa essere stata questa da parte del nero, chi lo sa. Vediamo un po' che idee nasconde. Se semplicemente catturo di cavallo, il nero avrà una fortissima iniziativa semplicemente con questa cattura. Elimina un pedone centrale, attiva il proprio alfiere, non è da escludere che arrivi una mossa come donna scacco che darà noia, e a questo punto il nero prende un'iniziativa molto forte, che a grandi livelli tra professionisti significa punto intero per il nero. In caso di cattura di alfiere, l'idea non è molto diversa, perché si gioca sul fatto che un pezzo in B5 soggetto a questo attacco di donna e chiaramente anche una possibile inchiodatura di cavallo, e comunque qui anche il nero continua con un'altrettanto mossa forte, che è cavallo cattura al centro. Cavallo per E4 il bianco ricattura, e dopo donna scacco chiaramente l'idea è prendere l'alfiere. Il cavallo potrebbe tornare indietro, però il cavallo è il difensore di quest'alfiere, e quindi alfiere per C3, pedone per C3 ripermetterà questa cattura. Che cosa abbiamo ottenuto da nero? Purtroppo il nero ha dato il suo fortissimo alfiere di fianchetto, però obbligando
l'avversario a restare con il re al centro. Vediamo quindi come è andata in partita. Pedone B5, la scelta di Sarana è stata molto energica perché qui ha reagito con E5 guadagnando un tempo su questo cavallo, e chiaramente chiusa questa diagonale non ci saranno più quei giochetti tattici sulla cattura di B5 perché questo alfiere non interverrà più catturando in C3. Pedone per E5, alfiere per C5, tempo importante sulla torre, la torre si sposta e adesso alfiere per B5. Guardate che bella questa coordinazione, dal nulla mi ritrovo con due alfieri che sono coordinati insieme su due diagonali vicine e chiaramente questi due alfieri tagliano la scacchiera per attaccare quella torre che non ha tante case. Cavallo D7 per il nero e alfiere 3. Seppur questa posizione sembri molto strana, molto complicata, siamo ancora in teoria, però una teoria dove alla fine la valutazione è il bianco sta meglio, il bianco ha iniziativa per via di questo pedone, e il bianco sta meglio perché con facilità quando arroccherà cercherà di spingere e supportare il pedone in D5 in tutti i modi. Cavallo G4 giocata, donna D2, pedone 4, e a questo punto la casa D4 è libera e diventa una casa di passaggio per uno dei pezzi, in questo caso il cavallo bianco. Cavallo di E5, che cosa vogliamo fare? È chiaro che siamo disposti a sacrificare questa qualità, ma l'idea è che dopo questa cattura ho una fortissima intermedia con scacco che obbligherà il mio avversario a restare con il re al centro, ma anche lì vi dico che non è così chiaro, perché è vero che il mio re bianco resterà al centro, però da vedere se effettivamente ci sarà compensa e controgioco. Il bianco, giocatore professionista, giocatore esperto, fa questa considerazione. Di fatto sta meglio perché ha un pedone in D5 forte e facile da sostenere, sta meglio perché ha possibili avamposti, quindi posizionare un pezzo leggero in una casa debole avversaria, e sta meglio perché questo pedone chiaramente è un altro obiettivo. Il nero non ha molto in questa posizione e allora perché devo dare delle opportunità? E quindi decide di fare la mossa più forte, nonché la più logica, a rocco corto. Cavallo per E3, pedone per E3, la torre dal nulla diventa protagonista della colonna F e dopo alfiere D7, torre C1. Il bianco, ripeto, non ha alcuna necessità di dare controgioco all'avversario e quindi giocando in questo modo, come vedete, si assicura sempre questo pedone forte. Il pedone per adesso non è difeso direttamente, ma lo è indirettamente. In caso di cattura seguirà il doppio, che in realtà in questo caso sarà un triplo, attaccando i tre pezzi pesanti presenti all'interno della scacchiera. Alfiere per D4, cavallo per D4 e donna per D5. Ok, il pedone centrale è andato, è perso, però abbiamo comunque sia creato questa coordinazione molto forte sulla settima traversa. Cavallo E5, torniamo indietro, difendiamo tutto, ma donna C3 inizia a creare problemi. Come dicevo prima, il bianco è un giocatore creativo, è vero che qui ha un pedone in meno, ma si ritrova con un cavallo parecchio forte e è una donna che probabilmente vuole sostenere il salto del cavallo bianco in C6. Rimosso il difensore, l'ingresso sulla settima traversa con queste due torri potrebbe essere decisivo, se non devastante. La posizione comunque sia non è realmente così facile, infatti il nero cattura pedoni e il bianco cerca di complicare il gioco così come può. La donna in A2 era il difensore del punto F7, quindi B3 gli taglia la comunicazione per la difesa. Donna 6, cavallo C6, e adesso vediamo un po' quanto sia stato probabilmente molto materialista il nero, che si ritrova con una donna passiva che permette questa tattica di cavallo C6 in caso di cattura. Le torri sulla settima sono fortissime, c'è una minaccia di matto qui con la donna, la torre potrebbe catturare H7 e questa è una posizione che senza analizzarla considero molto persa. Il nero materialista si ritrova con una donna in A6 e quindi adesso cerca di proporre il cambio. Cavallo E7, splendida intermedia, perché cosa accade adesso? Se il re si dovesse spostare, donna per cavallo, ho vinto. Se il
nero cattura come andata in partita, l'intermedia donna per donna, pedone per, crea questa situazione dove il bianco ha una qualità in più. Qualità in più con attacco e pressione su questo cavallo che si dovrà spostare, ma spostandosi perde la difesa di F7 e questa la partita. L'unico controgioco nero è questo pedone in D3 e quindi mettere la torre dietro. E come sappiamo sia in attacco che in difesa le torri vanno sempre bene dietro i pedoni. Torre D7, attacco quel pedone, il cavallo lo difende e adesso torre A1. Vogliamo attaccare quest'altro pedone per chiaramente vincere. In caso di torre per E3 questa mossa è forte, minaccio matto, minaccio scacchi che mi porteranno a guadagnare altri pedoni e quindi questa è una posizione sotto controllo. In partita è stata giocata 6, dunque torre A4 attaccando il cavallo difensore e dopo A5 torre per A5. A questo punto il nero si arrende e Sarana vince questa partita contro il grande maestro turco Burak Firat. Rivediamo questa est indiana, vediamo un po' com'è andata. D4 cavallo F6, C4 G6, cavallo C3, alfiere G7 e dopo E4 posizione principale. Alfiere 2 sulla scacchiera, rocco corto, quindi segue alfiere 3 e qui il nero già capisce le intenzioni del bianco. C5 reazione centrale, D5 e 6. A questo punto il bianco cerca di impostare un gioco tranquillo cercando di arroccare corto, cosa che deve posticipare perché arriva questa tattica e tagliente B5. Questa è la tipica mossa che vi assicuro che in partite rapid o partite blitz possa creare parecchi problemi e anche a tempo lungo, quindi in partite ufficiali potrebbe creare dei problemi se non conosciamo l'idea che abbiamo visto prima. Pedone 5, catturo, alfiere per C5, attacco torre, la torre si sposta, alfiere per B5, ripropongo l'attacco. Cavallo D7, quindi alfiere 3 e dopo cavallo G4 finalmente il re lo mettiamo al sicuro. Pedone per cavallo, attivo la torre e questo è un momento in cui la partita realmente si decide. Il bianco cede volentieri il proprio pedone centrale a cambio di questo alfiere di fianchetto. Adesso da valutare con attenzione, da valutare se effettivamente questo scambio di alfiere di fianchetto fortissimo porti a una posizione favorevole per il nero. E vi dico che qui il nero non sta male, o meglio sta soffrendo un po' l'iniziativa del bianco, ma probabilmente perde dopo questa cattura in A2. Il pedone in A2 è un pedone goloso ed effettivamente il nero lo cattura, ma B3 taglia la donna dalla difesa del pedone F7. La donna rientra con donna 6, però dopo cavallo C6 siamo nel pieno di una tattica. Una tattica che, come abbiamo visto, porterà il bianco a guadagnare una qualità, quindi guadagnare ad avere una torre contro un cavallo, per poi avere una posizione abbastanza sotto controllo e sicuramente favorevole. Si attacca il pedone laterale, in fondo questo pedone è già sotto controllo da questa torre e quindi con calma giochiamo poi per vincere. Questa partita di Sarana è l'inizio del suo percorso verso il titolo di campione europeo 2023. Spero che questo video vi sia piaciuto, ciao a tutti e alla prossima!